Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Inizierà un fine settimana dal sapore tardo autunnale, anche da campale, perché altro per le elevate precipitazioni che ci interesseranno. Infatti con questa mappa a circa 5.500 metri ci interessa vedere le correnti, che sono quelle linee nere, sono correnti da sud-ovest che investiranno il nostro territorio e normalmente sono appunto foriere di tempo incerto e tempo, anzi brutto tempo, che ci interesserà per tutto il fine settimana. Infatti con la mappa riferita alla giornata di sabato notiamo precipitazioni intense sui settori settentrionali, specialmente sui settori alpini, ove ci sarà una scorpacciata di neve sulle Alpi con quantitativi elevati. Per quanto riguarda la domenica, il maltempo interesserà sempre il nord, ma si sposterà anche sui settori tirrenici e raggiungerà il sud. Per quanto riguarda il nord-est, vivremo un venerdì, un sabato e domenica di tempo brutto, ci saranno sì delle pause, però il maltempo interesserà soprattutto i settori montani e pedemontani, con significativi accumuli di neve a quote superiori ai 1200 e 1400 metri, e direi un occhio di attenzione ai corsi d'acqua a causa di queste ripetute precipitazioni. In sostanza vivremo un fine settimana del sapore prettamente, come dicevo, tardo autunnale, un occhio di attenzione ai corsi d'acqua specialmente al nord a causa di queste precipitazioni intense, qualche fenomeno ancora a inizio settimana, forse tempo più tranquillo a partire da martedì. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.